Rieccoci tornati in Italia, nella patria veneta. È stato bellissimo il giretto, no? Però io credo che il viaggiare, no, di cui adesso ti parlerò, è bello quando non è troppo, e questo vale un po' per tutte le cose. È come il mangiare. È bellissimo mangiare, no? Farsi una bella buffata, però il mangiare a ripetizione per sempre, capirai che ti immagona, ci vuole un po' di tregua. Non è un discorso buttato là, presta attenzione, ci vuole un po' di tregua, perché come quando fai il digiuno ti viene la fame e apprezzi il mangiare, così come anche l'andare in giro, il dire ah che bello il rilassamento qua e là, ok, ma deve esserci anche quella voglia di andare in giro, di rilassamento, perché ogni cosa, per quanto bella, va a scemare se ripetuta all'infinito. Un po' come su Romeo e Giulietta, no? Quando il prete gli diceva il troppo miele nausea proprio per la sua dolcezza, così è anche in fondo il viaggiare, l'andare a sbrindolo, eccetera, no? Come molti sanno, il mio tempo massimo è di circa 3 settimane, un mese, insomma, dopodiché anch'io vedo che le cose iniziano a scemare. Ho bisogno di ritornare, diciamo, alla tranquillità, monotonia sotto un certo punto di vista, per poi appunto riavere quel desiderio, no, che si riaccende di viaggiare, di andare in giro. Questa è una regola generale. Puoi dire di no, che non è così. Due sono le cose: primo, devi provare; secondo, questo è un argomento molto delicato, devi saper essere sincero con te stesso. Proprio su questo essere sinceri con se stessi non è importante che tu ora approvi o meno quello che io sto dicendo, perché è semplicemente una mia osservazione, ossia un mio modo di vedere le cose con i miei occhi, con il mio essere. Anche il tempo ci dà una mano, no? a ridesiderare in qualche modo le belle giornate che c'erano in Toscana, il cielo azzurro, no? Senza smog, nebbia. E sarà complice anche questo clima, ma oggi non ho neanche voglia di lavorare, di fare niente. Infatti oggi niente, prendo una pausa, non faccio niente di niente, ho solo sistemato un po' delle cosette nel camperino, tipo ad esempio, guarda, sotto la cuccia del CP ho messo le etichettine come su Scarosso nella ciabatta, no? Così vedi, c'è la 220 libera, il computer, l'hub, gli hard disk dei video, l'hard disk dei dati, tutto quanto sotto controllo. Così vado benissimo ad utilizzarla, no? Perché io tengo sempre tutto spento, mi serve un hard disk, so già qual è, cioè leggo, tac, accendo e via. Poi ho messo del Bostik, vedi qua in entrata dove c'è il scalino d'ingresso, alla retina dove metto i sacchetti per il CP, in modo tale che non si stacca più. Sempre nel tappettino, te l'avevo fatta vedere, la luce di cortesia, praticamente tu entri, tac, con il piede l'accendi e via. È a LED, semplicissima, con lo strappo, così non va in giro, si attacca al tappettino, e dentro ha delle batterie ovviamente ricaricabili. Poi una delle retrocamere, quella che punta verso il basso, vedi, l'ho messa lì nell'angolo, attaccata alla tenda, così è più bello da vedere, insomma. E là vedi, non dà fastidio e non è in mezzo alle balottas e si confonde, diciamo, un attimo con il piantone del camper. Mi avevano mandato da recensire queste luci a LED. Sì, vedi, sono proprio fari, non luci di posizione. Solo che l'attacco di queste è H7. Io nel mio camper ho H4, quindi niente, le regalerò allo zio e la fabbrica qua ha detto che appena avranno delle H4 me le mandano. Peccato, perché sembravano molto buone, costano anche un sacco. Sì, poi vedi, nella mia cassettina che ho qua sopra il letto a castello dietro, gli ho messo tutte le etichettine anche qui, fatte con la Dimo, che poi si era anche inceppata, quindi ho fatto reso ad Amazon. Mi sono fatto le etichettine, si è rotta in tempo e basta, via, reso. Quindi ho avuto le etichettine a gratis. Sempre in mezzo al caos c'è anche questo bellissimo scanner A4 dell'Epson che mi sono preso. Questo non ha neanche la corrente, prende alimentazione USB, così
faccio fuori tutto il cartaceo. Adesso mi sto scannerizzando tutti i documenti, a parte il libretto del camper, il resto verrà tutto buttato via, quindi mi alleggerisco e risparmio spazio. Ho tutto che non si rovina col tempo, in più ho anche memorizzato su Google Drive, quindi ho anche tutti i miei documenti e le mie robe accessibili dal telefono. Poi una pulizia che non hai neanche idea che ho fatto. Guarda, in bagnetto ho attaccato i 2 pizzi qua, non so cosa servono, però sono in pandan con legno, è stesso legno, quindi ci stanno veramente molto molto bene. Ho riattaccato col Bostik il portascopa che si staccava e finalmente li ho cambiati. Italia, ecco qua 2 di questi, sempre del colore dello stesso legno, al posto di quelli obbrobriosi in plastica, e finalmente l'asciugamano non cade più, in più sono bellissimi, guarda. Tac, guarda, cacchio figata, bellissimi. Non ho capito come funzionano con quel discorso della biglia, però vabbè, io ho visto che intanto già mettendoli così l'asciugamano non cade. Sì, poi ho rimesso il Bostik anche nel mobiletto del bagno perché mi si staccavano sempre quei pizzi lì, questi qui, che hanno un biadesivo che è una cosa indecente, non tiene niente. E poi qua appena posso rivernicio il tetto di bianco, anche qua, guarda, anche in bagno, dappertutto avrò tutto il tetto bianco e soprattutto il piatto doccia. C'è quella macchia gialla là, sembra che qualcuno ci abbia pisciato, porca miseria. Invece no, era quella volta che non trovo immondizie in Puglia e avevo buttato qua tutti i sacchi, chissà cosa c'è caduto. Vabbè, comunque rifarò tutto a nuovo, metterò tutto a nuovo, farò tutto bianco, anche il piatto doccia appena trovo la vernice apposita. Andrò in un negozio di materiali per barche che lì hanno la vernice, quella per barche. Poi qui nell'angolo si era staccato, diciamo, del silicone, aveva creato lo spazio, che non è un problema perché poi l'acqua cade giù, solo che era brutto da vedere. Adesso che mi accorgo però ho utilizzato un silicone di colore diverso, quindi vabbè, più avanti magari tolgo un po' e rifaccio il tutto con silicone bianco, solo per un discorso estetico. Intanto andiamo avanti così, che adesso che te l'ho fatto notare lo noti, ma se no neanche si nota. Ah sì, poi gli ho messo il biadesivo a strappo il cuscinone che si spostava sempre, quindi adesso sta fisso lì. Cos'altro combinato? Ah sì, vabbè, Italia, porta pazienza, cioè io dico sempre sì di vivere nel minimalismo, di risparmiare, di non sprecare soldi, eccetera eccetera, però mettendo le mani avanti, no? Il mio discorso era: devo soddisfare prima tutti i miei desideri e dopo posso vivere solo di gasolio e cibo. E niente, mi sono preso l'obiettivo della Sony, il 50-300 mm, perché è da veramente tanto tempo che io ridesideravo fare delle fotografie, per carità poi anche i video, di macro e primi piani, magari se di animali in lontananza. Per carità il 300 mm chiaro che non è un super zoom, però con 300 ppi ti prendi un buon obiettivo della Sony, stabilizzato con messa a fuoco automatica, e ho visto le foto su Yuzafoto e è veramente un obiettivo eccezionale. Per avere più zoom purtroppo si inizia a parlare di migliaia di euro. Quindi niente, ci accontentiamo. Io so già che vabbè, 300 mm non è che sia quel granché, ce l'ho avuto già io un 300 mm nella prima reflex che era sempre una Sony. In consegna oggi perché per sbaglio ho attivato Amazon Prime e poi l'ho disdetto subito, però nonostante lo disdici ti resta comunque attivo per un mese, quel mese di prova, no? E vabbè, quindi dovrebbe arrivarmi oggi. Io sono qua appostato fuori dall'Alessia apposta perché sto aspettando che arrivi il corriere e niente, dai, ci tenevo tanto, cioè, perché quando rivedevo le foto di una volta che facevo le foto ai cervi, gli uccellini eccetera eccetera, avevo una voglia di uno zoom, perché sta Sony qua è fantastica, tutto quello che vuoi, ma l'obiettivo originale non ha zoom. Il Sigma qua che c'è su è il contrario, a parte che è lente fissa, quindi proprio in ogni caso non puoi zoomare, ma è un 16 mm, quindi vedi ancora più lontano della realtà, è una specie di lente GoPro per intendersi, no? E quindi dai, via anche sto capriccio, porca miseriazza. Le mie prossime spesine, beh, l'avevo già accennato, invece saranno altri, diciamo, tipi di antifurti e credo le sospensioni, da farci dare un'occhiata alle sospensioni, non che è pericoloso o altro, però mi sembra troppo dondoleggiante.
pure con quelle dietro, nonostante ci siano gli ammortizzatori ad aria dell'Alco, non lo so, mi sembra dondoleggiante. È vero che è un camper che gli hanno fatto le ruote piccolissime ed è molto largo, quindi va abbastanza fuori dalla ruota, no? Il perimetro del camper, e quindi giustamente se magari le ruote fossero state poste all'estremità sarebbe stato diverso. Attenzione, magari se qualcuno nei commenti dice di mettere dei distanziali, no, è molto pericoloso, perché col peso che ha il camper rischi di spaccare fuori tutto, insomma. Il falegname, mi dirai tu, il falegname, sarà scappato alle Hawaii con i miei soldi? No, dai, scherzo. Ha già iniziato, sì, lui a fare la roba, però ancora non mi ha detto, Yuri, vieni che facciamo sabato, perché oggi è lunedì. Magari si inizierà sabato questo, speriamo, insomma, non vedo l'ora io di avere i miei cassettini, i miei ripiani, cavolo, così finalmente avrò infinito più spazio ed ordine, soprattutto nell'armadietto dove tengo tutte le mie cosine, sai, le penne, gli astucci, le robe del computer, gli alimentatori, tutte quelle cose là. Lì, ragazzi, cambierà la storia radicalmente, insomma. E non sono dettagli, perché attenzione ragazzo, questo non è un camper, è una casa. E ancora di più una casa da quando ho visto che fare questa esperienza in camper mi ha portato a una scelta, diciamo, magari decisiva, parola grande e limitante, però per il momento, chiamiamola così, io dico cacchio, io tornare a casa proprio non ne ho voglia, sto bene in camper, mi piace il camper, però insomma mi piace il camper tra virgolette. A me, ritorniamo al discorso iniziale dei primissimi video, io volevo la tiny house. Ovvio che la tiny house con le ruote è il massimo dei massimi, hai capito? Però ragazzi, bellissimo Scarosso, che stavi in 5 metri e qualcosina, tutto quello che vuoi, andavi ovunque, parcheggiavi ovunque, però con gli anni, sai che ognuno ha le proprie esigenze, le mie si vedevano abbastanza strozzate in quel camper lì, insomma. 3 anni sono andati bene, dopodiché ho iniziato veramente a stancarmi per varie cose, per carità. La doccia prima di tutto, quella l'ho menzionata miliardi di volte, e poi insomma parliamo anche di coibentazione, tante altre cose. Questo qua è stato veramente una botta di culo, sto camper. Ripeto, esteticamente proprio per me non è il massimo, anche se mi ci sto abituando, però ragazzi è stata una botta di culo pazzesca, veramente pazzesca. È un camper veramente di altissimo livello, pagato come un catorcio alla fine. Ok, sì, c'erano dei lavori da fare, però li abbiamo fatti, l'abbiamo rimesso a nuovo e porca miseria. Oh, c'è un GLS che ha girato per quella strada, tipo accorgiti che hai sbagliato strada, ecco, bravo, girati e vieni di qua. Esatto, sì. Ora quando mi diranno obiettivi nella vita posso dire Sigma 16 mm e Sony 50-300, e c'è una bella risposta. Come funzionerà? Allora, l'obiettivo standard che ho non l'ho mai usato, cioè non l'ho praticamente mai usato e non lo userò più, anche perché appena la Sony A6006 scenderà di prezzo io faccio il reso di questa, che ha anche il display difettoso, no? E quindi gliela ritorno col suo obiettivo. Il Sigma ovviamente lo userò ancora, perché il Sigma è perfetto per gli interni, tipo quando faccio i vlog dal camper, e nelle scene in notturna, quindi il Sigma resta sempre e comunque. Idem, poi non ne parliamo per le foto, se devo fare foto ad alberghi, attività e quelle cose del genere, il Sigma senza ombra di dubbio. Per il mio divertimento e per la mia felicità invece ci sarà il Sony, ossia quando vado all'aria aperta, che ci sono i fiori, ci sono gli animaletti, e magari i parchi zoo, tutte quelle cose lì, no, è fantastico quello. E lì posso finalmente zoomare, fare i primissimi piani dei fiori, di tutte quelle cose che mi piacevano, magari un pochino anche a mano libera. È vero, mi è rimasto sempre quel mega stabilizzatore che mi aveva mandato la Moza, che è un stabilizzatore da Sky, perché costerebbe 600 passa euro, insomma. Però vedi, forse il fatto di avercelo avuto gratis non ti fa apprezzare, e non l'ho più usato. Forse non è tanto anche il discorso del gratis, ma è il fatto che
la macchinetta col suo rig che è la gabbietta, l'obiettivo e magari anche il microfono e quel stabilizzatore che pesa i suoi chili anche lui, capirai che insomma se devi fare un lavoro o un qualcosa di professionale allora sì, ma se devi andare in giro a divertirti, ragazzo, GoPro, e quando proprio l'estro, come abbiamo fatto tipo a Pitigliano, la Sony. Perché devi capire bene questo discorso. Io non è che dico il mio canale, cioè diciamo non vale niente, quindi non gli do le riprese che merita. Non funziona proprio così. In piccola parte sì, ok, posso dire non posso stressarmi più di tanto perché non è un lavoro, ci vorrebbe tantissimo tempo e tutto quanto, e fin qua vabbè ci siamo. Però è anche vero che le puntine del mondo, cos'ha che si differenzia? È il fatto della sincerità, della spontaneità, ma se vuoi non essere presi in giro e avere la sincerità ovunque, devi averla anche nelle riprese che possono essere i vlog eccetera. Se io mi preparo sia come impostazioni, come discorso, che come riprese, come inquadratura e quant'altro, capirai che questa spontaneità va a scemare. La spontaneità, ti dico sempre, ce l'hai quando parlo e inquadro alla cacchio con la GoPro, perché lì, allora, cosa significa spontaneità? Che lì mi sto vivendo il momento e tu sei lì a farmi compagnia, ma lo sto vivendo veramente, nel senso che tutta la mia mente è immersa in quel contesto che può essere la passeggiata, l'osservare un animale eccetera eccetera. Non è impegnata a filmare, hai capito? È bellissimo filmare, ti dà soddisfazioni e tutto quello che vuoi, è bello, è un bel hobby, però o giochi a fare l'hobby o giochi a viverti il momento, sono due cose diverse. Far metà e metà no, è metà bello e metà falsità, ci vogliono sempre un po' gli opposti. Vedi, io ti faccio un po' di tutto, a volte puoi vedere i video cinematic che per carità sono comunque fatti sempre molto velocemente, il più è poi in post produzione che io aggiusto, metto le luci, taglio il punto giusto, escludo le scene che magari con troppo tremolio, metto la musica a tempo eccetera eccetera, ma quello è il lavoro che viene dopo al computer. E c'è il metà e metà, no, il metà e metà forse nel canale delle puntine non esiste, e c'è la Katsum, ossia le riprese dove veramente non do importanza alle luci, non do importanza alle inquadrature e nient'altro. Io metto la macchinetta lì e registro, o peggio ancora, o meglio ancora, vado avanti a camminare a fare le mie cose e registro. La macchinetta deve essere sempre e solo uno strumento da tenere in mano, punto. Tu non devi essere schiavo dello strumento, tu devi viverti il momento. So che purtroppo il risultato finale sarà completamente diverso, io ho le capacità di farti un video coi controcoglioni, però fidati, mi sembra un po' una presa in giro nei tuoi confronti, perché è un recitare, è bello anche recitare per carità, però è veramente un imbastire, una cosa recitata, in qualche modo è falsa, no? Cioè, non lo so, spero di essere riuscito a spiegare bene questa cosa, perché sembra tanto semplice quando ce l'hai in testa, metterla giù a parole è ben difficile. Anche perché sai come c'è un proverbio, no, da noi che dice sono responsabile di quello che dico e non di quello che capisci tu, ma non nel senso che l'altro è scemo, ma nel senso che ognuno ha la propria interpretazione delle cose, e quindi credimi che parlare e farsi capire è una delle cose più difficili su questa terra. Chiaro che poi dipende sempre da argomento a argomento. Su questo discorso ci sono dei bellissimi testi di Don Miguel Ruiz, che è uno degli ultimi toltechi. Sai, i toltechi erano, diciamo, un po' gli scienziati del sapere, ma a 360 gradi, gli scienziati della filosofia, gli scienziati del misticismo, delle regole della natura, di tutto quanto. In questi suoi libri puoi trovare molta introspezione e altrettanta psicologia, tra cui proprio il parlare e il farsi capire. E i testi a cui sto facendo riferimento sono il quarto e il quinto accordo di Don Miguel Ruiz. Mi pare che il secondo invece no, l'ha scritto con suo figlio che non mi ricordo il nome.
però anche lì, cos'è un nome? Cioè, perché io devo ricordarmi un nome, vedi, infatti io mi ricordo quando andavo a scuola, no? Io con la storia non ci sono mai andato d'accordo, perché devo ricordarmi delle date di nomi che sono assolutamente inutili. Non è forse più importante memorizzare, o meglio ancora farsi entrare il significato di ciò che è successo, di una guerra, il perché è nata la guerra, le motivazioni che hanno spinto queste persone a fare la guerra, l'ignoranza e via discorrendo. E qua tiro basso Krishnamurti, che diceva sempre: ricordati sempre, ragazzo, la parola non è la cosa. Per quello quando vedi Singano che va in giro, no, a laghetti, a borghetti, eccetera eccetera, non sa mai dove cacchio è, non sa come si chiama il lago, perché io mi sto vivendo il lago, cosa me ne frega se il lago è il Bolsena, se siamo in Lazio e qua e là. Fra un po' moriamo, cioè portiamoci le emozioni più che i nomi. Ain't no question. Yo, I've been trying to tell her. Hey, dress there is. You heard that? When we talking nothing. Yeah, don't forget that neither. I'm like Sherlock's best. I can detect your ass. Better protect your neck. Got the cat in the mask. Sounds of the Rat Pack. Home for the past apps. Get paid through the Cash App. I'ma pimp slap your snapback right off your fat back. I get the Twitter going just to make me mad. And now I'm on blast. You get blasted with passion. Over the top. Now I'ma get savage with these raps that I'm crafting. I stand before you in the flesh, like a goddamn to the rest. I bless all the possessed. I'm in a session with the top photog on the bed. I'm a